Beh, innanzitutto una bella notizia che è il tavolo. Dal 12 ottobre l'attendevamo. Dall'altro le vere prospettive sono una disponibilità di tutte le parti a discutere, a dialogare e io spero di trovare velocissimamente anche una soluzione. Il pensare che l'unica soluzione sia quella di tagliare gli stipendi ai lavoratori direi che non è una soluzione. Però il gruppo svedese continua con le sue prospettive di tagli e di idee di anche chiudere. Il gruppo svedese propone un taglio, mantenendo le 8 ore lavorate, di 630 unità più o meno, e abbassando a 6 ore le ore lavorate al giorno si finisce con un taglio proposto, sempre extra porcia, di 230 o 240 unità. La verità è che noi vogliamo trovare tutta una serie di misure affinché, valutato il piano industriale, valutato la vera intenzione di investire in Italia, di mantenere l'occupazione e rilanciare il comparto. Qual è la questione della piana industriale? Cosa chiedete in sostanza? Beh, è una questione di rimente, non possiamo solo parlare del costo del lavoro e sentirci continuamente citare la Polonia, perché se fosse così allora le fabbriche non ci sarebbero più, non solo in Italia, ma in Germania, in Francia, in Spagna. La verità è che negli altri paesi le fabbriche ci sono, quindi questa multinazionale dovrà confrontarsi con noi rispetto a quei temi che sono piano industriale, progettualità, investimenti, quote di mercato e noi vogliamo essere della partita. La regione del Veneto e le regioni con i loro strumenti regionali e il governo con tutta la forza che deve e può avere un governo. Il governo che potere ha di chiedere ad un'azienda multinazionale che può fare delle sue scelte su un intervento specifico in Italia nel territorio? Guardi, dice bene, innanzitutto il mercato è libero e il mercato è globale, però è altrettanto vero che un governo davanti a una multinazionale come questa, con oltre 6.000 lavoratori, con interessi variegati, mi si dice che oltre a Electrolux ci sono anche Ericsson, Alfa Laval, è un governo che già ha degli argomenti sui quali può puntare e dall'altro io direi di mutuare il modello francese che ha visto un contenzioso pari a questo e i francesi hanno saputo mettere i punti sulle i, tutti i puntini sui posti giusti. La